Si sono viste subito le conseguenze dello scontro in atto in seno al Consiglio Comunale di Favara tra una parte dell'opposizione di centrodestra e il sindaco Antonio Palumbo. Dopo aver presentato ed approvato una mozione di sfiducia nei confronti dell'assessore ai lavori pubblici Emanuele Schembri, gli stessi consiglieri avevano annunciato che non avrebbero partecipato ai lavori d'aula fino a quando il sindaco non avesse attuato la mozione, ovvero il licenziamento del suo assessore. Detto fatto, nella seduta di ieri sera, dopo l'appello, alcuni consiglieri, Lentini, Indelicato, Virone, Dallecardillo, Lombardo, per citarne alcuni, sono usciti, per cui la seduta è caduta per mancanza di numero legale. Intanto, nella precedente seduta, il Consiglio Comunale aveva approvato e modificato 3 importanti regolamenti comunali: quello per la disciplina della videosorveglianza sul territorio comunale, la costituzione della Commissione Consiliare Pari Opportunità in riferimento all'articolo 33 dello Statuto Comunale e la modifica del regolamento della consulta giovanile, che adesso potrà essere costituita. A tal proposito sentiamo la consigliera Miriam Indelicato, componente della Commissione Comunale che ha elaborato la proposta, e Stefano Nobile, portavoce di Gioventù Nazionale, il movimento giovanile di Fratelli d'Italia. Sì, il lavoro che ha fatto la quinta commissione su queste modifiche nel regolamento della consulta giovanile ci permetteranno innanzitutto di andare a istituirla nel più breve tempo possibile, visto che era decaduta. Inoltre vanno a incentivare il lavoro sinergico fra il Consiglio Comunale, fra l'amministrazione e la consulta appunto giovanile. La modifica importante che inoltre è stata fatta è quella di andare a regolamentare anche le sedute in videoconferenza, in modo tale che tutti i giovani fuori sede che però vogliono essere attori principali attivi della consulta giovanile e partecipare al lavoro per rendere più attiva Favara possano in questo modo collaborare. Secondo te che cosa vogliono i giovani e che cosa chiedono per prima? La prima cosa che chiedono i giovani è che ci sia più attività e il pensiero per loro, perché spesso si pensa sempre molto ai più piccoli, ma le attività per la fascia adolescenziale magari sono quelle che vengono a mancare meno e sono quelli che portano poi i nostri giovani ad allontanarsi sempre di più. Sono dati che purtroppo vengono evidenziati anche dall'Istat. In Sicilia i giovani emigrano. È quello che vogliamo evitare. E quindi questo sicuramente sarà un'occasione importante per chi vuole impegnarsi per il proprio paese, per il proprio territorio. Sì, sono convinta che in questo modo chiunque, appunto, essendo che possa aderire alla consulta giovanile e portare le proprie idee, portare il loro contributo per poter rivalorizzare il nostro territorio. L'importante è sempre cercare di fare qualcosa per migliorare tutto. Il Consiglio Comunale di Favara approva il regolamento per l'istituzione della consulta giovanile, sicuramente un traguardo importante e uno strumento utile per i giovani per essere presenti e parte attiva. Assolutamente, finalmente la consulta giovanile si istituisce anche sul territorio del Comune di Favara, i ragazzi finalmente avranno possibilità, non solo coloro i quali fanno parte di un'associazione ma anche chi non fa parte di un'associazione culturale, di contribuire con il proprio bene all'ordine del giorno comunque dei consigli comunali mediante appunto lo strumento della consulta o anche in iniziative volte alla valorizzazione del territorio per appunto far crescere il nostro paese e lasciare alle nostre generazioni future, anche ai ragazzi di Favara, un qualcosa di buono. Che cosa spinge un ragazzo a interessarsi di politica e a essere anche parte attiva nell'amministrazione e nella società? Beh, in primis l'amore per la propria terra, per la propria famiglia, anche l'amore per quello che i nostri antenati, i nostri avi ci hanno lasciato, per quello che i nostri antenati ci hanno lasciato e che dovremo tramandare ai nostri futuri, ai nostri giovani e chi verrà, anche alle generazioni future. Ma qual è la prima cosa che voi chiedete? Beh, in primis ascolto e collaborazione.